pomeriggio di grande pallavolo, quello del Palasport di Valeggio sul Mincio, dove tra qualche istante inizieranno le finali dei campionati Under 14 maschili e femminili. Di fronte in campo maschile Volley Treviso e Chioene Padova, a seguire GL Mocco Volley Sandona e Vega Team 2016. Il tutto per FIPA Veneto TV. A più tardi con le sensazioni dei protagonisti.
Siamo con Mattia Boninfante, capitano del volley televiso, campione regionale under 14. 2 set molto facili, poi terzo set qualche difficoltà in più, ma una vittoria assolutamente meritata. Sì, siamo stati bravi i primi 2 set a tenere alta la concentrazione, soprattutto a tenere alto il livello in battuta. Il terzo set siamo un po' calati, ma fortunatamente insieme come squadra siamo riusciti a riprendere la partita. Adesso alle nazionali, quali obiettivi? Obiettivi di fare il meglio possibile, che sicuramente daremo tutto. Siamo qui con Marco Barbiero, capitano del Chioene Padova, e Matteo Sartore. Sono un po' a terra, sono un po' seduti dopo questa finale. Matteo, è andata un po' male, no? Sì, abbastanza. Non abbiamo giocato noi. Abbiamo fatto troppi errori. Basta. C'è delusione, anche per il capitano, no? Sì, dai, non abbiamo giocato proprio al massimo e poi siamo partiti male, ci siamo scaricati subito, è stato difficile riprendere dopo. Però adesso c'è l'esperienza delle nazionali. Certo, adesso ci rifaremo.
Sara, quanto avete puntato e lavorato su questa vittoria? Abbiamo lavorato tanto, ci sono stati brutti momenti anche per noi, però comunque siamo riusciti a tirarci fuori insieme e anche come squadra, e quindi siamo contente. E secondo te cosa ha fatto la differenza? Il cuore, la voglia di andare a vincere e soprattutto noi che siamo rimasti uniti. Bene, complimenti.